di Treviso al collasso nell'indifferenza generale, la denuncia della gravità della situazione del capo della procura Michele Dalla Costa. La facoltà di medicina arriva a Treviso con un nuovo corso completo di studi dal primo al sesto anno. Oggi l'ufficialità: dal prossimo anno accademico si potranno aprire le porte dell'università per 60 nuove matricole. Tentata rapina ieri sera in una pasticceria di Spresiano, a sventarla il pronto intervento di un carabiniere fuori servizio, allertato da un biglietto scritto dalla titolare del locale. Mesi di vessazioni e botte anche davanti ai figli grazie alla denuncia di una donna all'intervento della polizia nei confronti di un 50enne cingalese. Cortina Milano 2026, il Consiglio dei Ministri approva la legge olimpica. Zaia, buona notizia, ora azione organizzativa più efficace. Non indebitarsi con acquisti sproporzionati al proprio tenore di vita, con il rischio di finire nelle mani degli usurai. A Treviso il consultorio familiare lancia uno sportello ad hoc. San Valentino a Treviso, tra fiori, cioccolatini e regali più o meno importanti, la festa degli innamorati non tramonta mai. Bene, ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Tribunale di Treviso al collasso nell'indifferenza generale, la denuncia della gravità della situazione del capo della procura Michele Dalla Costa. Sentiamo. Cerchiamo di fare il possibile, però evidentemente non abbiamo un apparato in grado di fronteggiare la domanda di giustizia. Suonano come la sirena di un allarme nel giorno del via libera al DDL sulla prescrizione e la riforma del processo penale le parole del procuratore Michele Dalla Costa sulla situazione del Tribunale di Treviso. Una situazione al collasso che rende difficile pensare ad un sistema che garantisca efficienza e celerità della giustizia. E anche se ci sono state promesse delle nuove risorse, queste non le abbiamo ancora, non abbiamo ancora una copertura integrale della pianta organica dei magistrati, ma quello che è più importante, non abbiamo avuto l'adeguamento delle piante organiche del personale dipendente, della polizia giudiziaria e anche dei magistrati onorari. Carenza di organico ormai cronica che in procura a Treviso tocca il 50% per i livelli apicali. Per i cancellieri lo stesso numero molto elevato di cancellieri assistenti, che sono quelli poi che dovrebbero prestare appunto assistenza ai magistrati, e quindi voglio dire siamo veramente in un momento critico. Se poi aggiungiamo l'età media del personale dipendente, se aggiungiamo le esigenze familiari, le condizioni fisiche, diciamo che siamo veramente in una situazione molto molto critica. Un palazzo di giustizia ingolfato che, nonostante le richieste lanciate ormai da anni alla politica, non trova risposte adeguate ad una situazione che si è ulteriormente appesantita con il procedimento sul crack di Veneto Banca. Io noto una indifferenza sostanziale al problema. Mi pare che soprattutto per quanto riguarda Treviso non ci sia quell'attenzione che pure l'ufficio avrebbe meritato anche in relazione alla gestione dei processi di Veneto Banca. C'era stato promesso tanti interventi a livello informatico, a livello di personale, a livello di magistrati, non abbiamo visto nulla. Dal prossimo anno accademico 60 nuove matricole potranno laurearsi in medicina a Treviso. La facoltà di medicina arriva a Treviso con un corso completo di studi dal primo al sesto anno. Oggi l'ufficialità con l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge relativo. 18 professori associati, 20 docenti a contratto, 2 unità di supporto. Già dal prossimo anno accademico si potranno aprire le porte dell'università per 60 nuove matricole. È un sogno che diventa realtà e si stanno ultimando le ultime formalità, ma diciamo che chiuse queste formalità si va verso la direzione di far partire il primo anno accademico addirittura dal 2020-2021. Significherà che già questo autunno avremo le prime matricole. Convenzioni con l'Università di Padova per la facoltà di medicina sono attive da decenni, ma gli insegnamenti presso l'ospedale di Treviso sono stati finora limitati al secondo triennio. Dal prossimo anno a Treviso ci sarà un corso completo che andrà a costituire un polo di alta formazione. Il finanziamento della Regione è stimato in 1.600.000 euro l'anno. Va sostanzialmente a riconoscere il grande ruolo che hanno avuto in questi anni ovviamente la presenza delle cliniche universitarie su Treviso, il grande ruolo
dei professionisti, dei medici ospedalieri, di tutta la macchina del Cafoncello e quindi della sanità trevigiana, che va poi a integrarsi con quello che è l'Accademia, l'Università di Padova. Le aule per accogliere gli studenti verranno ospitate nella costruenda Cittadella della Salute, dove verranno realizzate 4 aule da 100 posti e 5 aule da 60. Nell'attesa della realizzazione della Cittadella, gli studenti potranno seguire le lezioni al Cafoncello e negli spazi messi a disposizione dai medici di famiglia e dalla Banca dei Tessuti. È bene ricordare che i 60 posti non vengono sottratti a Padova, ma sono oltre a quelli di Padova, in un momento nel quale mancano 56.000 medici in Italia, dei quali 1.300 in Veneto, quindi formare più medici aiuta sicuramente la sanità. La cronaca, ora tentata rapina ieri sera in una pasticceria di Lovadina di Spresiano, a sventarla il pronto intervento di un carabiniere fuori servizio. La proprietaria del bar si è avvicinata portandomi il caffè con sotto il piattino un bigliettino in cui mi diceva: per piacere rimani dentro al bar perché c'è una persona che non mi piace. Intuito determinante che ha permesso di sventare una rapina che poteva avere anche gravi conseguenze. Tutto è accaduto nella serata di giovedì in questo panificio pasticceria di via Lovarini a Lovadina di Spresiano, come ci racconta il fratello della protagonista e comproprietario dell'attività. Un nuovo cliente è entrato nel nostro locale, nel nostro negozio, e dopo aver ordinato birra e pizzette praticamente non gli andava bene il conto e in quel momento ha preso la pistola e l'ha puntata verso mia sorella. A quel punto è intervenuto il vicebrigadiere, in quel momento in borghese, fuori servizio. Visto anche perché dentro al bar c'era tanta gente, tantissima gente. Visto ciò mi sono avvicinato, l'ho preso da dietro, lui mi ha tolto, mi ha puntato la pistola e di là l'abbiamo rimobilizzato un'altra volta e dopo, tramite un amico che era con me, gli abbiamo tolto la pistola dalle mani. L'apparenza era come la nostra, identica, tipo una berretta 92, priva di tappo colorito perché da lontano non si riusciva a capire, e comunque l'abbiamo disarmato. Il trentenne, un giostraio che vive a San Polo di Piave, già conosciuto alle forze dell'ordine, ora dovrà rispondere tra i capi di imputazione di tentata rapina e di porto abusivo d'arma atta ad offendere. Una vicenda che i gestori difficilmente dimenticheranno. Voi avete preso paura? Beh sì, perché insomma trovare una pistola puntata nel volto non è una cosa di ogni giorno, insomma. Una situazione fulminea dove la prontezza di spirito e il sangue freddo hanno fatto la differenza. Quel ragazzo che era con me, quando ha visto che era in difficoltà comunque perché aveva la pistola in mano, sto signore qua, e io lo avevo bloccato, però ero da solo, e si è portato davanti, gli ha tolto la pistola immediatamente, l'ha messa per terra e poi sono arrivati i colleghi. Il plauso per l'azione è arrivato anche dal comando provinciale. È un luogo comune dove si dice che i carabinieri sono in servizio 24 ore su 24, lui ne è un esempio lampante. Spontaneo quanto emblematico il commento finale del vice brigadiere. Lo rifarei comunque perché è il mio lavoro, insomma. Mesi di vessazioni e botte anche davanti ai figli grazie alla denuncia di una donna, all'intervento della polizia nei confronti di un 50enne cingalese. Ed intanto la questura continua l'attività della campagna "Questo non è amore". Sentiamo. La picchiava e la minacciava, poi la donna, stanca di tutti i soprusi subiti, ha deciso di rivolgersi alla polizia. L'arresto è avvenuto anche grazie all'iniziativa "Questo non è amore", quando i poliziotti delle volanti erano venuti a conoscenza di una situazione di disagio all'interno della famiglia, dove l'uomo, un 40enne cingalese, spesso a causa dell'abuso di alcol, aveva minacciato e picchiato più volte la moglie, anche davanti ai figli minorenni. L'uomo, tratto in arresto, è stato accompagnato al carcere di Santabona. Ora nei suoi confronti è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. La campagna promossa dalla Polizia di Stato "Questo non è amore" ha lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Anche oggi in piazza Aldo Moro a Treviso, in occasione della giornata di San Valentino, gli uomini della questura con l'ufficio mobile hanno distribuito volantini e parlato con tante donne per favorire un contatto diretto con le potenziali vittime, dato informazioni e raccolto testimonianze di chi spesso ha ancora esitazione a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di polizia.
È un'attività estremamente utile proprio per noi. Tramite questo ufficio mobile riusciamo non solamente a dare informazioni, per esempio anche tramite degli opuscoli a tutte le persone interessate, non solamente donne ma anche coppie, anche uomini che si avvicinano volontariamente, ma riusciamo proprio a prendere delle testimonianze che poi spesso ci permettono anche di arrivare a scoprire degli eventi criminosi di cui magari non saremmo riusciti a venire a conoscenza. L'appello ai cittadini. Sì, l'invito ovviamente è quello di rivolgersi a noi, al 113, senza indugio, appena si ha anche semplicemente conoscenza indiretta di un fatto di violenza di genere. Noi stessi come Questura collaboriamo per esempio anche col centro antiviolenza di Treviso, siamo in grado di fornire un supporto non solamente istituzionale ma anche e soprattutto psicologico. Regionali 2020, oggi a Treviso l'avvocato ed ex esponente di Forza Italia Fabio Crea ha annunciato la propria candidatura con Fratelli d'Italia. Perché questa conversione a Fratelli d'Italia? Perché in Fratelli d'Italia ritengo che vi sia una convergenza di quei valori fondanti l'area del centrodestra alla quale ho appartenuto per tanti anni e che oggi ritrovo nel partito in Fratelli d'Italia e sicuramente nell'azione politica di Giorgia Meloni. Potremmo definirlo l'ennesimo esempio dell'emorragia costante all'interno di Forza Italia. L'occasione per uno dei volti del Foro Trevigiano è la prossima corsa elettorale per le regionali, con la presentazione di venerdì della propria candidatura sotto il simbolo di Giorgia Meloni. Per qualcuno uno scatto in avanti, quasi a bruciare altri candidati, considerando che al momento non è stata ancora fissata la data certa per l'apertura delle urne. Non è una fuga in avanti, è una dichiarazione di disponibilità alla candidatura. Cosa c'è che c'è in Fratelli d'Italia e che non c'era più in Forza Italia? Ma intanto la voglia di strutturare un partito. Inoltre Giorgia Meloni ha dimostrato in maniera molto intelligente una inclusività. Altri valori che non hanno portato l'avvocato in Lega. Valori di un'area moderata, anche di natura cattolica, valori fondanti, principi della destra o del centrodestra che sono dissimili, non nettamente in contrasto ma dissimili rispetto a quelli che sono i principi lodevoli del partito Lega. Ma questo non impedirà all'avvocato Crea, se tutto verrà confermato, di correre a sostegno della riconferma governatore di Luca Zaia. Non indebitarsi con acquisti sproporzionati al proprio tenore di vita. A Treviso il consultorio familiare lancia uno sportello di consulenza per le famiglie. Uno sportello di consulenza finanziaria per insegnare a singole e coppie a gestire l'economia domestica senza cadere nella trappola di acquisti incauti che rischiano di indebitare le famiglie. È uno dei nuovi servizi che nel 2020 avvierà il consultorio del Centro della Famiglia di via San Nicolò. In un'epoca di consumismo c'è tante volte il rischio, la tentazione di fare acquisti fuori luogo e spropositati per le dinamiche familiari. A volte si rischia di incorrere in segnalazioni, in debiti che diventano sempre più importanti e a volte si rischia anche di cadere nelle mani dell'illegalità. Consultorio che nell'ultimo anno ha raddoppiato le prestazioni ai cittadini trevigiani da 1.000 ad oltre 2.000 e questo grazie anche allo stanziamento di un fondo per far accedere ai servizi individui e famiglie disagiate. I numeri del 2019, unico di tipo sociosanitario a livello regionale, raccontano di una realtà che integra in maniera significativa quella svolta dall'ULSS. È un cammino importante, noi cerchiamo di renderlo anche più agevole con la riduzione di alcune tariffe per coloro che presentano l'ISEE. Per questo è stato accantonato un fondo di 40.000 euro, altri 20.000 li ha stanziati la diocesi. Il consultorio lavora con giovanissimi del 3 ai 16 anni per i quali svolge attività di neuropsicopatologia. C'è poi la vasta area dedicata alle coppie, dal percorso per favorire la fertilità, 88 gli interventi, alla relazione genitori-figli, ben 232. Quindi percorsi di psicologia clinica per adulti, oltre 700. La complessità emerge, aumenta nelle fasce mature, quel fatte di popolazione che va tra i 35 e i 50 anni. È una fascia di popolazione fortemente investita nella carriera professionale, nella ricerca e nel mantenimento del lavoro, ma anche schiacciata a sandwich tra la cura dei figli e la cura anche dei nonni che diventano anziani. È un lavoro impegnativo, un compito impegnativo, generativo, ma che ha bisogno di un supporto.
14 febbraio, San Valentino, tra fiori, cioccolatini e regali più o meno importanti, la festa degli innamorati non tramonta mai. Io non ne vado matto, però ci sta, dai. Non faccio niente stasera, sto a casa con mio amoroso e il cane, quindi nessun programma. E nessun regalo? Sì, i regali sì, già scambiati questa mattina. Per me ogni occasione di far festa è una cosa buona, quindi che sia un anniversario, che sia San Valentino, qualsiasi festa, anche perché l'anno è lungo, quindi cogliamo queste occasioni. Per San Valentino un fiore è la miglior cosa? Beh, certo, penso che il fiore sia uno dei migliori simboli per festeggiare l'amore. È bello festeggiare San Valentino. Bella festa dei innamorati. Se si è sentimentali, allora sì. Sì, comprano di più del solito. I ragazzi giovani? Sì. E tanti uomini. No, è stata una mezza giornata buona. Che hanno preso, si fidano e fanno figura il giorno di San Valentino, no? Beh, noi siamo venuti apposta da Roma per andare a sciare, ci siamo fermati a mangiare qui, quindi passeremo il weekend, insomma, qui sulle montagne. Abbiamo già festeggiato, siamo andati fuori a pranzo in una trattoria e stasera no perché lui lavora, e io lavoro, quindi non facciamo niente. Sì, è giusto festeggiare San Valentino, ma è giusto anche rispettarsi ogni giorno. È una bella festa, secondo me, sono piccole attenzioni che fanno sempre piacere. Giusto, oggi, stamattina ho litigato con mia moglie, perciò in qualche modo devo cercarmi di farmi perdonare. Ed ora linea alla regia, qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri TG, siamo al consueto appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana a cura del generale Giancarlo Iannicelli. Anticiclone delle Azzorre che si sta collegando lentamente addirittura all'anticiclone russo, quindi avremo un tutt'uno estesissimo. Questo vuol dire che i sistemi perturbati scorreranno nettamente a nord delle Alpi e faranno solo passare qualche piccola infiltrazione, nulla di significativo, quindi diciamo subito tempo stabile per domani su tutta la Marca, cielo in prevalenza sereno, inizialmente un po' di velatura ma nulla più. Per domenica stesso discorso, forse una velatura inizialmente maggiore, nel tardo pomeriggio potrebbe infiltrarsi un po' di aria umida e dare una nuvolosità maggiore, ma di pioggia non se ne parla neppure, non se ne parlerà per tutta la prossima settimana. Potremo avere un po' di nebbia, un po' di velature, ma come precipitazioni dovremo aspettare ancora, probabilmente fine mese addirittura. I venti saranno naturalmente molto deboli, di direzione variabile, temperature al di sopra della media, addirittura le minime sopra lo 0, 2, 3, anche 4 gradi, le massime che possono raggiungere 12, 13, 14 e forse qualcosa in più nelle zone interne. All'Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano perché nel tardo pomeriggio di oggi un incendio ha interessato il tetto del municipio di Zoppè di Cadore. Le fiamme molto alte, come vedete nelle immagini che siamo riusciti a recuperare grazie alla collaborazione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto gran parte del tetto, spingendosi nella mansarda dove si trova la sala consiliare che custodisce le opere di due famosi pittori dell'impressionismo italiano originari proprio di Zoppè, Masi Simonetti, di cui Zoppè lo scorso anno ha celebrato i 50 anni dalla morte, Fiorenzo Tomea. Da subito si sono mobilitati i vigili del fuoco volontari della Val di Zoldo che hanno preceduto l'arrivo dei colleghi effettivi di Belluno con 2 autopompe, un'autobotte, un'autoscala, un carro area 18 operatori. I danni si presume siano ingenti sia allo storico palazzo che alle opere d'arte. Le cause del rogo sarebbero da ricondurre al malfunzionamento della canna fumaria dell'edificio
edificio che già in giornata aveva dato dei problemi. Il sindaco di Zoppè, Renzo Bortolotta, è stato raggiunto dalla notizia al Conservatorio di Venezia, dove insegna. Il suo arrivo a Zoppè è atteso quindi in questi minuti. Cortina Milano 2020, approvata la legge olimpica. Sentiamo. Legge olimpica, via libera del Consiglio dei Ministri, approvato ieri sera il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio i giochi invernali Cortina Milano del 2026. A darne notizia via Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Un tassello importante nel cammino verso l'organizzazione delle Olimpiadi, una notizia accolta con entusiasmo dal presidente della Regione Veneto. È una bella notizia, questo è un lavoro di squadra e ringrazio il ministro Spadafora per aver portato avanti la partita, commentato Luca Zaia. Siamo all'inizio di un grande percorso che con l'approvazione definitiva in Parlamento entrerà nella fase di piena operatività. Un provvedimento sul quale la Regione conta molto proprio per rendere più efficace l'azione organizzativa, nel rispetto della legge, sottolinea Zaia, ma evitando di aprire l'ufficio complicazioni affari semplici. Con l'approvazione della legge olimpica spero vivamente che il governo entri a pieno titolo anche nell'aspetto finanziario, conclude il presidente del Veneto. Questo chiuderebbe definitivamente la partita. La legge olimpica è la base di tutto, ora si coinvolgano i territori e le imprese per una programmazione sostenibile delle infrastrutture, per una gestione trasparente e condivisa dell'evento, afferma in una nota Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. È grande soddisfazione da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò. La legge olimpica era un impegno fatto dal governo precedente, confermato dall'attuale, e di questo siamo molto contenti. È un primo passo, adesso aspettiamo il completamento con quello che sono i decreti, però la legge olimpica era attesa, ho già avvisato il CIO, siamo molto contenti tutti quanti. La politica ora. Lunedì a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica che prende il posto della Lega. Si chiamerà Liga Veneta Lega per Salvini Premier e già da oggi è partito il tesseramento. Addio alla Lega Nord, il nuovo soggetto politico Lega per Salvini Premier, depositato per statuto nell'autunno 2018, è pronto a camminare con le sue gambe. In Veneto la nuova formazione riunirà i militanti che da oggi hanno la possibilità di aderire, tesserandosi nei circa 250 gazebo sparsi in tutta la regione. Apripista il comune bellunese di Limana, che ha anticipato il lungo weekend di San Valentino. Lunedì a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica, che è la Liga Veneta Lega per Salvini Premier, e quindi si va alla fase costitutiva del nuovo soggetto politico. Dopo un anno di rodaggio ora parte la vera fase costitutiva, che culminerà con i congressi nazionale e federale del prossimo novembre. Si parte intanto con il nome, perché abbiamo mantenuto la Liga Veneta nella nostra addizione, Liga Veneta Lega per Salvini, e quindi dando anche una garanzia che la linea del partito non cambia. Capisaldi i temi di sempre, autonomia e sicurezza, che restano marchiati a fuoco nell'agenda del nuovo soggetto politico. Un calendario fittissimo di impegni, quello dei prossimi mesi, sempre che non cada il governo, dice Gidoni, nel qual caso il Veneto potrebbe perdere il presidente Zaia, che proprio per questo non ha ancora sciolto la riserva per le prossime regionali. La Lega è pronta in Veneto? Ma certo che sì, cioè la Lega oggi ha molti suoi esponenti in grado di fare il governatore. Luca dovesse essere chiamato ad altri impegni ovviamente molto importanti, perché questo poi è quello che conta, sicuramente la squadra è in grado di esprimere un nuovo candidato. Ma il governatore del Veneto sulla questione è molto chiaro, sentite. Io non ho sciolto le riserve, visto e considerato che voglio governare fino all'ultimo istante. Penso che non sia corretto da parte di un Presidente di Regione sospendere l'attività di governo per 1, 2, 3 mesi per dedicarsi alla campagna elettorale. Quindi la legge dice che 45 giorni prima si presentano le candidature. Al 45esimo giorno prima deciderò se avviare la candidatura oppure no. Nel frattempo lasciateci governare tranquillamente, non parleremo di politica, se qualcuno piace sentir parlare di politica mi spiace, ma noi parliamo di
quello che abbiamo ancora in piedi, che sono l'autonomia, che è la Pedemontana Veneta, sono i FAS, sono le partite ovviamente della viabilità in generale, dell'ambiente. Abbiamo partite importanti che sono quelle delle Olimpiadi, tanto per citarne una. Si figuri se un'amministrazione così in corsa come la nostra può abbandonare i progetti per star lì a parlare di segreterie, di partiti, di alleanze, di simboli, di spaccature, di tutte queste minestre qua. Guarda, le lasciamo agli altri. Bisogna governare, visto e considerato che siamo pagati per governare, e penso che ogni giorno chi mi segue sa benissimo che cerchiamo di fare nuove iniziative. Si attestano sullo stesso livello del 2018 i numeri relativi ai reati commessi nei confronti delle donne, ma dicono i carabinieri di Belluno il fenomeno della violenza di genere anche in provincia è in emersione. La sintesi dei casi di violenza di genere trattati dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Belluno racconta un fenomeno che non mostra impennate ma tuttavia in emersione. Significa che il muro della paura comincia pian piano a sgretolarsi e che le donne sanno di non essere più sole. La tipologia dei reati emersi nei casi trattati dal nucleo investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale vedono prevalere i maltrattamenti in famiglia seguiti dalle lesioni personali, dalla violenza sessuale e dagli atti persecutori. Nel 2019 la magistratura bellunese ha aperto 49 procedimenti per stalking, 98 per maltrattamenti, 29 per violenza sessuale, 15 per lesioni aggravate. Numeri esattamente sovrapponibili al dato nazionale che rendono chiara la portata del fenomeno. La violenza di genere è un fenomeno in emersione e come tale va considerato. L'opera sinergica delle forze di polizia con la procura e il tribunale, con la rapidità con cui vengono svolte sia le indagini e anche il processo e quindi le sanzioni, dovrebbero portare negli anni futuri a una riduzione di questo fenomeno. I dati diffusi oggi sull'attività del nucleo investigativo dei Carabinieri di Belluno dicono anche che le violenze avvengono in ambito domestico e che la quasi totalità delle persone indagate nel 2019 sono italiane. 30 sono state le denunce in stato di libertà, 10 complessivamente le misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria. L'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine in provincia di Belluno vede in campo anche la polizia con il concorso Questo non è amore, che ha coinvolto gli studenti del Catullo impegnati ad elaborare creazioni artistiche in mostra fino al prossimo 6 marzo nel chiostro dell'istituto in via Garibaldi. Alle donne l'appello dei Carabinieri: non rimanete in silenzio. Abbiamo personale specializzato, luoghi idonei e la sensibilità adatta per trattare questo difficile tema. Tra poco torna 20:10, politica al centro della puntata di questa sera, caccia all'antizaia, appunto il titolo. In studio Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai del Partito Democratico. Vi ricordiamo poi in prima serata l'appuntamento con la nostra storia, come ogni venerdì a partire dalle 21:15. E questa sera vi rivedremo nel 91 l'esercito che presidiava la città di Treviso durante la guerra del Golfo, il passaggio del Partito Comunista a PDS, della Liga Veneta in Lega Nord, ma ricorderemo anche, visto che oggi è il 14 di febbraio, la festa degli innamorati, con una delle copertine che chiudevano i telegiornali di allora. Quindi proprio con questa copertina noi chiudiamo il telegiornale di questa sera. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Subito dopo naturalmente ci sarà il meteo. L'amore è un pericolo senza fine, tu che hai provato il brivido della passione e tu non hai visto rose senza spine. L'amore è un pericolo e lo so bene, conosco questa strana febbre che ho nel cuore, ma il cuore non ha voglia di imparare. No, soli in un deserto, noi guardiamo in alto, perché
Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Non cambia la situazione sul nostro territorio, il tempo risulterà sempre stabile. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, con cielo al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge. Sarà possibile solamente dalla sera la formazione di qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi all'incirca. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente, tuttavia con qualche addensamento ma innocuo sulle zone costiere. Temperature minime fino a 6 gradi, massime invece sui 12 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà bel tempo, con cielo al massimo velato. Vediamo anche le temperature minime fino a -3 gradi, massime sui 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.